La Grecia risica la sua sovranità nazionale. Freddo, in Europa quasi 450 le vittime. Decreto salva Italia. Lo governo presenta lo conto allo sud. Comune di Palermo. I conti del bilancio non tornano. Benedica a tutti. La Grecia ha superato la data limite che l'Unione Europea ci aveva dato per chiudere le trattative con le crediture private per ristrutturare il suo debito pubblico. Ora la Troika, UE, BCE, FMI, non ha domanda più austerità, ma solo l'applicazione di un programma di tagli già deciso, perché per come ora la Grecia è in ritardo in questioni di privatizzazione e di riforme. Via libera della Commissione UE all'estensione di schemi straordinari di aiuti alle banche greche. Secondo un portavoce UE, la Grecia, senza gli aiuti ricevuti finora, avesse già falluto. Intanto i sindacati si stanno organizzando per protestare contro il nuovo piano di austerità che il governo di Atene sta discorrendo con la Troika. Le forti nevicate di Stiorna misero a dinocchione quasi tutta l'Europa, con temperature che nei paesi balcanici arrivarono a meno 30 gradi. Nell'Ucraina le morti per lo freddo sono che assai di 100 e le persone ricoverate per congelamento sono 1250. Le vittime in Polonia arrivarono a 62. La maggiore parte di id sono senza tetto. Assai i paesi isolati. Pure l'Italia sta patendo lo freddo che ha già provocato almeno 18 vittime. Centinaia di migliaia le abitazioni che arrestarono all'oscuro in Tastigliorna. Il presidente della regione dell'Abruzzo Gianni Chiodi dichiarò lo stato di emergenza regionale, delegando i prefetti a domandare l'aiuto dell'esercito. Il 3 di febbraio a Bruxelles si approvò lo Fiscal Compact, un patto per rinforzare le regole di bilancio per deficit e debiti di tutti gli Stati membri della UE. Regola d'oro di lo patto è lo paraggio di bilancio con un tetto massimo di deficit dello 0,5% dello PIL. La Corte di Giustizia europea può imponere sanzioni e multe fino a un massimo dello 0,1% dello PIL ai paesi che non la rispettano. La Gran Bretagna e la Repubblica Ceca però non accettarono questa ennesima perdita di sovranità nazionale. Perché di chi si tratta? Non due paesi può più decidere liberamente la propria linea economica. Lo 6 di febbraio, lo Corriere Economia riportava che il governo sta per presentare lo conto allo sud, con le misure approvate in tale decreto detto Salva Italia. Allo primo posto per risanare lo buco dello bilancio dello Stato italiano pare essere c'è la Campania, mentre allo secondo posto c'è la Sicilia, che va a contribuire con 642 milioni di euro che assai rispetto all'anno precedente. Appresso vengono la Puglia e la Calabria. Continua a suscitare polemiche la frase di Mario Monti, con la quale definiva noioso lo posto fisso. Tra politici che stanno in Parlamento di decine d'anni e le migliaia di picciotti costretti a emigrare alla ricerca di un travaglio, sti battute a tante parsero di pessimo gusto. Secondo il senatore Luigi D'Alia, si può sospettare che darrero lo fermo di Luponte di Messina ci possa essere una strategia per fare mettere in sacchetta le sorde delle forti penali previste in favore delle aziende vincitrici dell'appalto. Si parla di 800 milioni di euro. D'Alia è pure convinto che furono firmati i contratti quando già si sapeva che l'opera non veniva finanziata più. Queste sono solo le ultime di una serie infinita di polemiche provocate dalla realizzazione di quest'opera considerata inutile da 6 persone, viste l'urgenza infrastrutturale che l'isola aveva da assai tempo. Diego Cammarata, prima di dimettersi dalla carica di sindaco di Palermo, dichiarò più volte che le conti del comune sono a posto. Però si sta diffondendo la notizia che ci fossero 261 milioni di debiti fuori dello bilancio, accucchiati durante la sua amministrazione con i vari servizi sociali, e 100 milioni che mancano per garantire nello bilancio 2012 il funzionamento delle aziende partecipate. Alcuni giornali siciliani mettono l'attenzione pure sopra la questione della prosciugazione dello fondo di riserva per il 2011, 2012 e 2013, che secondo quanto prevede la legge si avesse a usare per le spese straordinarie, ma che invece risultasse essere stato già impegnato. Vi dico a tutti,
Palluni, in tala Serie A, domenica lu Palermo vinciu pi 2-1 cu l'Atalanta, signaru Miccoli e Budan. Sabato Pilanivi non si jucoce Sena Catania, però lu Mercuri si finiu Catania-Roma su spinnuta lu 14 di Jannaru. La partita finiu cu lu paraggio di lidi squadri. In tala Lega Pro vinceru lu Trapani fuori casa cu l'Antria pi 2-1 cu Narriti all'89esimo e lu Siracusa pi 1-0 cu lu Feral Pisalò. Dopo sta giornata, lo vantaggio di Luciapani supera la terza, cresciù di 8 punti. Rugby. Sabato 4 ha cominciato le 6 nazioni. L'Italia perdì in Francia per 5-12. Inghilterra e Galles vincero rispettivamente in Scozia e Irlanda. Per la seconda giornata, sabato 11 a Roma, Savia e Iucari, Italia e Inghilterra. Pallanuoto. Lo passato sabato, lo Nuoto Catania vinciu per 14-13 con l'Unervi e l'Ortigia Siracusa perdiu in casa per 12-11 contro l'Acquachiara Napoli. In tale classifica i siciliani sono malo combinati, principalmente lo Catania, ultimo. In tala 1 femminili vinceru Messina e Orizzonte Catania, secondo in tala classificazioni, mentre perdiu l'Ortigia. Tennis. Lo passato fine di settimana si giocò a Biella lo quarto di finale della Coppa Federazioni. L'Italia sconfiggì l'Ucraina per 3-2, decisivo lo doppio di Roberta Vinci e Flavia Pennetta. Gli italiani hanno a giocare la semifinali con i campioni dell'anno passato di la Cechia. Questo è tutto per questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo!